C'è una squalifica da comunicare, l'atleta Federico Giovanardi che ha nuotato nella serie numero 3 corsia 4 per lo sport management è stato squalificato per nuotata irregolare. In acqua abbiamo la seconda serie dei 100 d'orso assoluti maschi, Davide Guidolin alla 4, Alessandro Calcagni alla 5, vediamo il passaggio, Guidolin 27,49, Calcagni 27,58, queste le prime due posizioni con Zoppellaro che insegue dalla corsia 3. Uscita dall'ultima subacquea ancora Appaiati, Guidolin e Calcagni nelle corsie centrali e dunque ci affidiamo al tabellone elettronico per vedere l'arrivo. 56,97 Guidolin, a 3 centesimi soltanto Calcagni secondo, 57,00. Ragazzi, vi chiediamo di